Tutto pronto, si può cominciare con questa serata Krese Cup. 2 partite in precedenza erano le semifinali. Per quanto riguarda la Krese Replay, Hydro City e In The City si sfideranno nella finalissima in programma sabato, mentre per la Krese Cup sabato sarà la volta delle finalissime regionali, precedute dalle semifinali nella giornata di venerdì, o meglio nella serata. Controlla adesso Michele Contento. Il pallone smistato a sinistra, subito per Denis Godias, verticale. Ci ha provato Simone Castellano, niente da fare. E prova a salire con Tiziani. La Pasquala, si fa vedere Maio, lungolinea per lui, intercettato però. Solo per un attimo da Peroscia che poi sbaglia l'appoggio. Allora la Pasquala, Maio, pallone dentro, ancora la Pasquala, si salva Lalic. 2 minuti e qualche secondo nel primo tempo, prima situazione pericolosa, primo intervento di questa partita per i portieri. E adesso Pacor su Godias. Adesso Maio cerca il controllo in mezzo a 2, viene fuori bene Pacor. Subito buoni ritmi, Peroscia per Hervatin. Esce dal traffico di maglie blu, appoggia Peroscia che può caricare il destro, lo prova. Pacor quasi sulla traiettoria. Solo un piccolo brivido per Michele Contento che non deve intervenire. Il pallone in mezzo, c'è solo Hervatin però. Allora ripartono gli Olica con Bosic, scivola Skolnik, il numero di Hervatin con tunnel, altra finta Tiziani destro che centra in pieno Zemliak. Discreta sfortuna qui, Hervatin che chiaramente ha un gesto di stizza dopo una grande giocata in fase di preparazione e può tornare allora a farsi viva Brada Impex, possesso palla con Tiziani. Verticale verso Skolnik, sponda verso Maio che vuole chiudere l'1-2, errore però nel tocco. Allora Peroscia si lancia in attacco, cerca il destro, Contento, prima parata anche per lui, arriva al 6° minuto di gioco. È pronto Hervatin, pallone basso, la finta di Shmon, sapiente per Bosic, un po' tratto in inganno. Si va a vedere ancora Maio, braccato da Shmon, anche Peroscia in raddoppio. Adesso altro pallone per Denis Godias col corpo, cerca la girata, sempre duello senza esclusione di colpi con Pacor. Avrà il suo bel da fare il direttore di gara. Hervatin chiede a Zemliak di venire incontro, poi preferisce la giocata orizzontale. Pacor ora a destra, sale palla al piede, cerca qualche compagno. Arriva Zemliak, la fa passare molto bene su Castellano, destro secco, Contento. Grande giocata sul breve di Matej Zemliak, grande risposta anche di Michele Contento. Già battuto il corner verso Shmon. Shmon il mancino, subito ribattuto da Tiziani, c'è però Hervatin. (11:20) sul cronometro intanto, ancora 0-0. Si gioca comunque con buona lena da entrambe le parti. Anche se è una finalina, come si suol dire, ci tengono a far bene le due squadre. Recupera bene adesso Peroscia. Tocco dentro per Hervatin, pallone all'indietro, è un gioco da ragazzi per Matej Peroscia. 12° minuto, vantaggio Olica Vanganel, tocco di ritorno di Hervatin, una vera chicca, solo da spingere in porta. E Matej Peroscia che è uno che va a bersaglio con discreta regolarità, si mantiene in esercizio possiamo dire. Hervatin dentro ancora, anticipa bene stavolta Castellano con Tiziani. Godias preso in controtempo, chiedeva il lungolinea, c'è libertà adesso per Peroscia, grande Contento, paratissima del numero 1 di Brada Impex. E calcio d'angolo con Peroscia, si fa vedere Pacor, un po' di spazio per lui. Rimessa laterale però affidata a Castellano, posizione abbastanza delicata.
Pacor su Godeas, c'è subito il destro, contento ancora, grande parata, mani aperte. Superato il 14° da pochi secondi. Adesso il calcio d'angolo di Hrvatin, dentro subito Šmon, ancora contento, e poi la zampata che finisce alta di Peroša. Almeno 3 parate di Michele Contento ad altissimo coefficiente di difficoltà. Ed eccolo qua, il giocatore è andato a bersaglio 3 minuti fa. Cerca Hrvatin, ottima la sponda, 2 tocchi, Zemljak, limite dell'area, ancora Contento. Sta diventando un duello col portiere avversario. Ancora Šmon, stavolta c'è la buona copertura di Brada Impex che va a recuperare il pallone. È andato a rifiatare Bosic, è entrato quindi Marko Vukelic. La sponda adesso provata, ma non riuscita, di Peroša. La Pasquale in un fazzoletto raddoppiato da Šmon e Hrvatin regolarmente per l'arbitro. C'è spazio per Marko Hrvatin, disorienta Skolnik. Altra buona giocata per Zemljak col destro. Si salva ancora Contento, poi la Pasquala pigro nel disimpegno. Recupera Olika Vanganel e c'è il gol di grandissima qualità di Marko Hrvatin. Si scambiano il favore lui e Peroša, stavolta assist di quest'ultimo, e Hrvatin con un pezzo di bravura ma troppa libertà fa secco Contento che stavolta davvero non può nulla. 18:30 sul cronometro, raddoppio per gli Olika Vanganel, mentre è entrato Lorenzo Fernetic al posto di Skolnik per Brada Impex. Maio, ottimo cambio di campo, Castellano controlla a sinistro, trova il corpo di un avversario, nella fattispecie di Vukelic. Ancora lui in possesso palla, Hrvatin gioca corto con Vukelic. Ancora Vukelic, si rifugia da Goran Lalic. 4,5 ormai all'eventuale recupero. Šmon, doppi passi sulla Pasquala, scarico ottimo per Peroša, spazio per il destro, lo chiude e trova l'angolino basso. Troppo spazio anche qui per calciare. Contento salva quello che può, ma stavolta è completamente incolpevole. E arriva il 3-0 al minuto 21. Si stanno sfogando adesso gli sloveni dopo una semifinale molto tribolata per larghi tratti. Adesso la rimessa laterale con la Pasquala che sbuca centrale, vuole un sombrero, bella giocata a destro e gol. E arriva il 3-1 immediato di Brada Impex. Con grande giocata di La Pasquala, sombrero e mezza girata di destra in pratica senza vedere la porta, ma trovando l'angolino comunque. Per il gradino più basso del podio, mentre a seguire Termosoc, SRL e Costalunga si giocheranno il primo posto e l'accoppiamento nelle semifinali regionali di venerdì. Adesso Hrvatin, grande giocata dentro, arriva la girata di Vukelic fuori di un soffio. Ancora Marko Hrvatin però che illumina la scena con finte e controfinte. E mette in fallo laterale, può chiudere in avanti comunque Brada Impex. La rimessa verso Godeas, controllo di petto, girata subito, attraversa tutta l'area piccola, non ci sono compagni, tiro cross alla fine viene fuori. L'arbitro mette il fischietto in bocca, in pratica senza recupero, dice che per il primo tempo di questo finale terzo-quarto posto può bastare così. 3-1 per gli Olika Vanganel all'intervallo, sul 3-0 al 21esimo con doppietta di Peroša e gol di Hrvatin. Al 22esimo la Pasquala dà ancora un po' di speranze di terzo posto a Brada Impex.
E mentre sul campo 2 sembra parecchio animata la semifinale over 35, qui si ricomincia col secondo tempo di questa finale, terzo quarto posto, Krese Cup Trieste, 13ª edizione. All'intervallo 3 per chi è in possesso palla in questo momento, 1 per chi difende naturalmente. 3-1 Olica Vanganel con doppietta di Peroscia, gol di Hervatin, dall'altra parte La Pasquala a togliere il segno 0 dal tabellino di Brada Impex e ridare un po' di speranza, anche perché adesso perdono banalmente palla gli Olica Vanganel. Godeas resiste al rimpallo, al contrasto con Goran Lalic e riapre ufficialmente i giochi. Primo minuto e gol del 3-2 di Brada Impex. La firma prestigiosa di Denis Godeas su una disattenzione in fase di disimpegno dei ragazzi in maglia bianca. Adesso Hervatin, finta di tiro sinistro, subito ripristinato il doppio scarto. Un'altra grande giocata di Marco Hervatin che veramente sta facendo la differenza, come si suol dire. Comoda la battuta col destro, ha voluto la finta con la suola e poi la piazzata col mancino nell'angolino basso. Imprendibile per Contento anche stavolta. Adesso Tiziani in anticipo su Peroscia. Con calma Castellano. La chiama Godeas là davanti. Prova a pescarlo Castellano. Godeas resiste al ritorno di Bosic. Si invola sulla fascia. Adesso è chiuso da 2 giocatori. Fa passare il pallone. Occhio a Castellano. Tocco dentro e c'è il gol di Maio. Ritorna a -1 Brada Impex. Giocata di grande qualità e pazienza. Quarto minuto di gioco. Gol del 3-4. Realizzato con potenza e precisione da Andrea Maio. Soluzione inconsueta per la squadra slovena. Arriva infatti un pallone filtrante basso per Peroscia. L'appoggio all'indietro, Contento miracolo 2 volte. Paratissima di Michele Contento. Lasciati però troppo liberi di giocare dentro l'area di Brada Impex i ragazzi maglia bianca. E stavolta Contento non ha neanche avuto il tempo materiale di prendersela con i suoi. E ora sfera gestita da Bosic. Shmon prova a accelerare La Pasquala, retropassaggio però è forte abbastanza. E adesso c'è spazio a sinistra, prova a sfruttarlo Bosic, servito da Peroscia, tocco dentro, arriva la chiusura di Castellano e poi il bolide di sinistro. Mattei Peroscia riporta ancora sul +2 gli Olica Vanganel, gol del 5-3. Sesto minuto e pochi secondi della ripresa. 3 volte Peroscia, 2 volte Hervatin, bastano 2 marcatori fin qui agli Olica Vanganel. Finta di Peroscia, Hervatin, si fa vedere Vukelic. Ancora Shmon, orizzontale per Zemliak. Peroscia alle sue spalle, Zemliak si costruisce il tiro, ancora Contento. Hanno provato a bucarlo da tutte le posizioni. Incolpevole sui gol, ha fatto quello che ha potuto, salvando anche situazioni difficilissime. Il portierone di Brada, adesso rimessa laterale, la spinta però di Peroscia. Ancora con Zemliak. Il numero 9 vuole chiudere il triangolo con Hervatin, non riesce però. E adesso Godeas, servito in corridoio centrale, l'uscita di Lalic non gli lascia scampo l'Ariete. Fa doppietta Denis Godeas e riapre nuovamente i giochi per la terza volta consecutiva in pochi minuti. Gol numero 4 per Brada, adesso di nuovo sotto di 1. E attacchi in questa ripresa abbastanza scatenati. E ora può ripartire ancora Ales Shmon. Pacor. La Pasquala lo insegue, dentro per Hervatin, grande sponda di tacco, allarga Pacor, Zemliak riesce anche in un tunnel a Contento. E arriva allora il gol che riporta di nuovo le distanze a +2, 6-4. Dopo Hervatin e Peroscia
entra nel tabellino anche Matej Zemliak. Però la partita non è certo finita. Godeas prova a guidare la riscossa dei suoi. Maio col sinistro. Lalic ben piazzato in due tempi. Adesso si complicano la vita in disimpegno quelli di Olika Vanganel. Prova a farla passare Godeas. Gli restituiscono il pallone. Shmon non proprio saggio in questa giocata. Godeas aspetta il tentativo numero 2 e scaraventa in rete. Nuovamente -1. 6-5, se vanno avanti così perdiamo il conto tra un po'. E Denis Godeas timbra ancora, tripletta nell'unica partita fin qui giocata, adesso un'altra tripletta, giusto per mantenere la media. Shmon vuole rifarsi dal disastro precedente in difesa, prova ad attaccare. Che adesso può tentare di proporsi per impattare il punteggio. Ottima la sponda di Maio. Skolnik dentro per la Pasquala, il tocco da pochissimi passi, sfera che esce, applausi comunque dalla panchina, apprezza questa giocata, certo grande chance questa. Adesso la risposta provata con Zemliak dagli Olika Vanganel, cerca di andare dentro in mezzo a due, supera anche il terzo, contento, si salva su questo tiro di punta. Grazie Eleonora che mi ha già portato le liste intanto della finalissima Termosoc SRL Costalunga a seguire qui sul campo 1. Ormai qui meno di 10 minuti allo scadere del tempo regolamentare. Situazione ancora piuttosto in bilico. Prova il movimento velocissimo Zemliak. Che super gol signori. Passa in mezzo a due con una velocità pazzesca e poi con la punta del piede centra anche l'incrocio dei pali. Più di così davvero non poteva fare. 16esimo, 7-5 Olika Vanganel. E anche Zemliak allora entra nel tabellino con una doppietta. Non riesce ad arrivare il tiro pulito dalle parti di Goran Lalic. Prova allora spostando il gioco sulla corsia mancina Brada con Castellano che ne supera uno, si allunga un po' la palla, facile a quel punto per Shmon. Parte Pacor, contropiede, grande superiorità numerica, sono in 4 contro 1, Perosha dentro per Zemliak, tocco di ritorno ed è il gol più facile del mondo per Marko Vukelic. 8-5 Olika Vanganel, minuto 18. E quando recuperano palla questi in due tocchi riescono a presentarsi in più giocatori davanti al portiere avversario. A quel punto diventa poco più di un gioco da ragazzi. Solito contropiede velocissimo. Se passa il primo tocco in uscita dalla difesa per gli Olika Vanganel sono dolori per gli avversari. Arriva adesso la rimessa nel cuore dell'area per Bostian Bosic. Poi questo pallone dentro abbastanza singolare, permette il recupero a Brada Impex. Godeas col destro, parte un autentico siluro, pallone che però finisce alto. Ancora Shmon dentro con l'esterno, la grande giocata di Perosha, poi in ritardo Tiziani. Beffardo, tocco sul pallone. Adesso giocata di Perosha, parte Zemliak che li porta via l'uomo, ancora grande superiorità numerica, fa tutto da solo Matej Perosha. Vukelic e Bosic non l'avranno gradita tantissimo questa soluzione. E lo stesso Zemliak che si era fatto vedere come una freccia sul lato destro offensivo. E allora vanificata questa chance offensiva per Brada Impex. Errore adesso nel disimpegno ancora di Perosha. Godeas, palo pieno. E anche un buon pizzico di sfortuna, come si suol dire. E allora già battuta la punizione Maio, ci prova da fuori, pallone destinato all'incrocio. Lalic salva l'8-6, si fa anche abbastanza male.
Per fortuna recupera quasi subito la posizione verticale. Che parata però. Adesso la Pasquala per Tiziani, prova a chiudere in attacco comunque Brada Impex, errore però in questo caso. Può lanciarsi in contropiede Olica Vanganel, anticipo proprio di Tiziani su Peroscia. Godeas con l'esterno, arriva il tocco da quest'altra parte, Di Maio per Castellano. Dice la tocco piano per non rischiare, scaraventa l'incrocio dei pali. 8-6. Gol che rischia di essere utile però soltanto a fini statistici. Comunque bellissima azione lo stesso, anche se vale il -2 per Brada Impex a tempo scaduto ormai. Adesso la gioca con estrema calma Olica Vanganel questo pallone, nessuno interessa a forzare i tempi. Pacor fermato dalla Pasquala. Bosic con Schmon, si fa vedere largo qui Peroscia, viene fermato, anzi era Vukelic, arriva però il triplice fischio del direttore di gara. E allora Olica Vanganel, che avevano chiuso campioni l'anno scorso, quest'anno salvano il salvabile dopo la sconfitta ai rigori contro Termossoc SRL in semifinale, conquistano comunque il terzo posto. Vittoria per 8-6 su Brada Impex, protagonisti Matej Peroscia e Marco Hervatin su tutti, ma la risposta di Brada Impex è arrivata con una grande prestazione anche di Denis Godeas, a bersaglio 3 volte e ha colpito anche un paio di legni, ma non è bastato ai blu per arrivare terzi. Stanno scendendo in campo, ormai sono già quasi complete le rose di Termossoc SRL Costalunga. Tra pochissimi minuti la finalissima Crese Cup Trieste, 13ª edizione. Allora chiaramente non spostatevi dalla tribuna del campo 1 perché tra pochissimo ricomincia lo spettacolo.